Strategie e progetti per il futuro. Ecco, quali possono essere le strategie e i progetti per il futuro delle ACLI? Intanto è un grande piacere essere qui a Santa Margherita Ligure, un posto meraviglioso, toccato da Dio, e siamo con tutte le ACLI regionali, stiamo facendo un po' il punto adesso con gli amministratori, poi con i nostri acristi per capire un po' come vanno le cose. Ci sono questioni locali ma che si intersecano con quelle un po' complessive e globali. Abbiamo una serie di preoccupazioni che sono appunto quelle della povertà dilagante, il futuro è un po' incerto e il tema della guerra, no? Che comunque non fa altro che aumentare anche crisi economiche e quindi anche povertà che si insidiano anche nelle disuguaglianze che ci sono oggi. Però noi siamo un'associazione che guarda con speranza al futuro, siamo radicati nel territorio, circoli, assistenza alle persone, ecco, quindi stiamo cercando un po' di avere un quadro della situazione, ma poi anche rilanciare la nostra azione sociale in tutte le province della Liguria. Quali sono le richieste, i bisogni che lei sente dai circoli andando in giro incontrando le persone? Ma appunto questo tema della disuguaglianza, no? Noi ci dobbiamo entrare un po' nella radice delle questioni. eh, le risposte sono molteplici. Innanzitutto però è fuggire da quello che è un po' il populismo, cioè di ritrovare la soluzione semplice a problemi complessi. Bisogna cercare di fare rete con altre associazioni, col pubblico, col privato, per cercare un attimino di trovare quelle che sono le soluzioni che non sono mai immediate purtroppo, però ecco ci sono percorsi che possono portare a delle soluzioni condivise. Le ACLI cosa possono fare in questo senso, parlando di disuguaglianze? Beh, le ACI sono sul campo soprattutto nell'assistenza alla persona, con i nostri servizi, e poi soprattutto siamo un movimento educativo e sociale, cioè il nostro compito che facciamo attraverso i circoli è quello di movimentare la società e quindi soprattutto incontrare i giovani, i meno giovani, far incontrare tra di loro le generazioni, fare dei progetti di rilancio che possono essere anche dei germogli nella società. Ecco, abbiamo tantissime iniziative, soprattutto sul cibo, no? L'utilizzo del cibo, abbiamo iniziative sulla questione appunto delle persone che hanno avuto problemi con l'usura e quindi devono un po' ripartire. Abbiamo iniziative che si chiamano i PAS, che sono i nostri centri di ascolto, che però orientano anche a trovare determinate soluzioni. Ecco, vi invito ad andare nella sede delle ACI e capire quali sono le nostre strategie e anche aiutarci. I circoli si sono ripresi dalla pandemia? I circoli sono molto in difficoltà, si sono un po' ripresi, le persone li frequentano un po' meno, dobbiamo dircelo, soprattutto le persone più anziane hanno ancora molta remora, però ecco, siamo ripartiti, siamo anche in mezzo al trasferimento nel RUNTS, cioè completamento della riforma del terzo settore che prevede tantissima burocrazia. Noi stiamo cercando di aiutare i nostri circoli e anche altre associazioni a fare questo passaggio senza ecco, perdere e scoraggiarsi, no? Perché a volte i volontari davanti a un po' di burocrazia fanno fatica, però questo è anche necessario per eliminare tutti quelli che sono falsi circoli. Ecco, nella pratica poi cambierà qualcosa o non cambierà nulla alla fine nel servizio alle persone e per gli iscritti? No, no, non cambierà nulla, ecco, dobbiamo soltanto ecco, cercare di essere a servizio del terzo settore. Questo è un passaggio un po' faticoso, capisco soprattutto per le persone anziane, persone che magari non hanno molto familiarità con la burocrazia, e questo essere rete in tutta Italia con più di 6.000 circoli, questo aiuta a trovare le soluzioni e quindi ecco, essere vicino. Dico di non preoccuparsi e non credo che cambierà niente. Come ACLI nazionali vi siete posti degli obiettivi, dei traguardi per questo 2023? Beh, abbiamo tante iniziative, il nostro primo obiettivo è quello adesso, nella contingenza, di sensibilizzare le persone a trovare una via per la pace in Ucraina. Siamo stati tra gli organizzatori della marcia del 5 novembre e lì c'è da fare un dibattito serio su quello che è effettivamente il senso della pace, no? Che veramente è quella che va trovata. D'altra parte come associazione no, stiamo cercando di fare il nostro mestiere, come dicevo, la nostra forza sono i punti locali, quindi noi cerchiamo di aiutare i punti locali per poi avere
degli obiettivi e portarli anche a livello nazionale, e quindi seguiamo un pochino tutta la dinamica. Un po' preoccupati siamo sul tema del reddito di cittadinanza, riteniamo che sia uno strumento fondamentale per sostenere le povertà nel nostro Paese, pronti a discutere sulle forme, sulle modalità, ecco, invece dello strumento in sé. Quali sono le principali criticità per le ACLI della Liguria in questo periodo? In questo periodo, dopo la pandemia, come possono immaginare, tutte le criticità sono quelle delle persone che hanno perso i rapporti e le relazioni con gli altri. Noi come associazione ACLI abbiamo le nostre antenne del territorio che sono i circoli, e i circoli sono nei quartieri quando ci sono le città, oppure in questa porzione del territorio che è il Tiguglio, anche in collina o anche più all'interno del territorio, che sono magari spesso l'unico presidio di socialità presente che può rapportarsi e fare incontrare le persone, creare aggregazione. E il fatto che la pandemia, i problemi con l'energia, energetici che sono subentrati, e un po' le nostre difficoltà anche con la nuova legge del terzo settore che ci ha portato grandi attività burocratiche di inserimento dati, crea per i nostri circoli, che sono la nostra linfa vitale, veramente un momento di difficoltà di incontro, di aggregazione, di spese che sono aumentate in maniera totale, e il fatto che non possano esserci presenti le persone all'interno del circolo quando c'è stata la pandemia, o piuttosto adesso partecipare meno perché non possiamo riscaldare, non abbiamo i soldi, le bollette che arrivano che sappiamo tutti, è chiaro che la nostra attenzione a questo punto è concentrata su questo. Quali possono essere le soluzioni? Allora, sicuramente il fatto di essere come associazione unita, presente, all'aiuto della nostra associazione a livello nazionale dal punto di vista economico può aiutare. In più, se la Regione Liguria e il governo si mettessero una mano sul cuore in maniera un po' più forte di quello che stanno facendo, dando contributi, piccola parte hanno dato dei ristori per la pandemia, ma adesso dovrebbero riuscire a dare dei ristori anche per queste bollette del bisogno energetico, perché effettivamente un circolo che deve fare il caffè alla macchinetta e poi non può più farlo perché ha delle spese enormi, o anche riscaldamento o quant'altro, deve chiudere. E quindi dal punto di vista economico questo, e poi sicuramente l'aiutarci fra di noi, sostenere nei modi con le persone, con la presenza e con l'aiuto delle istituzioni sicuramente. Ci sono dei servizi che sono venuti meno in questo periodo per i motivi che abbiamo detto prima? Allora, sicuramente noi come associazione che abbiamo il Caffè Patronato abbiamo mantenuto invece questo presidio perché ha lavorato sempre benissimo, anche con la pandemia eravamo aperti, quindi questo si è mantenuto. I servizi che i nostri circoli, pur essendo chiusi, hanno aiutato anche loro in qualche modo, hanno fatto attività di volontariato richiesta anche dai nostri comuni, dalle nostre istituzioni. Quello che è mancata la socialità, quindi la partecipazione alla vita del circolo, il poter giocare a carte, incontrarsi, mangiare insieme, che è una parte fondamentale dell'essere umano, lo stare insieme. Avete dei numeri sui tesserati in Liguria? Avete qualche dato? Allora, per quanto riguarda... Sì, allora, a livello regionale noi siamo, l'ultimo tesseramento che è quello del 2021 eravamo 17.000 soci, nel 2022 forse un pochettino siamo incrementati, nel 2020 abbiamo avuto difficoltà ovviamente per l'iscrizione, questi sono i numeri a livello regionale. Numeri di circoli? I circoli sono più o meno 140 circoli su tutta la regione. Cosa significa per Santa Margherita ospitare l'incontro regionale delle ACLI? Allora, per noi infatti ho ringraziato di questa scelta perché l'intenzione proprio abbiamo una vita associativa vivace a Santa Margherita, anche con tutte le difficoltà di cui patiscono tutte le associazioni sia a livello nazionale che a livello regionale, ed è per questo che occorre studiare, mirare bene, prendere bene la mira sui problemi. Le associazioni a Santa Margherita, molte di loro fanno parte della consulta del volontariato, quindi sentiamo molto come amministratori questo tema e ci fa molto piacere di essere anche un punto di studio, di approfondimento. E avete un circolo ACLI qui a Santa?
C'è una sede ACLI, ma il grosso riferimento è alla sede ACLI di Chiavari e alcuni concittadini sono molto operativi in questo settore, però ecco, quello che importa di più è tessere proprio un intreccio tra tutte le forze di volontariato che vedono a volte delle persone che fanno parte di una realtà occuparsi anche di altri settori, quindi tanto vale mettersi veramente insieme. Intanto, che circolo ACLI è? Il vostro da Santa Sabina? Quanti siete? Cosa fate? Sì, il mio circolo è a Trigoso, proprio quest'anno mi sembra festeggeremo i 40 anni della fondazione, non è un circolo molto grande, anche il paese è piccolo, siamo quasi 60 soci. Il circolo era stato fondato nel 1983 proprio perché viviamo in un bel borgo e c'era l'esigenza forse di valutare, di valorizzare un pochino di più quello che è proprio la tradizione, diciamo, del nostro paese, e quindi avevamo fatto questo circolo per organizzare appunto delle iniziative che potessero essere d'aiuto a far capire meglio quale è il nostro paese e soprattutto di essere utili in questo contesto, essere anche una piccola goccia nell'attività della parrocchia, in modo da condividere con tutti una mentalità anche cristiana, ecclesiale, eccetera. Ci sono delle iniziative che organizzate ancora o delle iniziative che vi stanno particolarmente a cuore tra quelle che avete fatto negli anni? Organizziamo ancora molte iniziative, forse esagerato. Una delle più belle sicuramente è quella del presepio, che vede tutti gli anni arrivare nel nostro paese centinaia di persone, che coinvolge diciamo, tutte le sere da metà ottobre sino a dicembre, un gruppo di soci, anche parrocchiani, e realizziamo questa bella opera che penso sia un pochino il fiore all'occhiello del nostro circolo, ma anche della parrocchia. Poi abbiamo avuto iniziative che continuano con un buon successo, ad esempio quello dei Ciottoli, che è una collana di libri dove ci sono numerosi storici, poeti, eccetera, che dedicano il loro tempo anche a realizzare questi volumi del tutto gratuitamente, quindi anzi devo ringraziarli perché ci danno la possibilità di realizzare questa collana. Siamo arrivati una ventina d'anni a stampare ben 49 volumi che parlano della storia, della fede, della tradizione del nostro paese, e quindi questo credo che sia anche una cosa molto bella, perché ricorderà nel tempo tutte queste cose che pian pianino vengono dimenticate. Poi abbiamo realizzato anche la statua Giovannino Guareschi, che era stato ospite del nostro paese. Abbiamo realizzato il presepio dei Delfini, che è ancora una copia sul sagrato della chiesa, una dovrebbe essere in fondo al mare, ma per motivi tecnici era stata diciamo, riportata in un laboratorio per il restauro, e speriamo che presto possa essere rimessa in mare nella baia di Ponente di Riva Trigoso. E poi non so, abbiamo fatto alcune cose, tipo ad esempio un frantoio che ricorda appunto quello che ancora ora per fortuna viene fatto nel paese, cioè la coltivazione dell'ulivo, eccetera, che poi tantissime altre cose, anche più piccole magari, però credo che sia importante. Come è importante un pochino l'attività che vorremmo svolgere nel sociale e di essere sempre presenti, e il convegno di oggi qui a Santa Margherita speriamo che sia anche uno stimolo per essere di più presenti in modo utile sul territorio. Avete pensato a qualcosa per festeggiare il 40° del circolo? Ne stiamo parlando in questi giorni proprio, e penso che faremo qualcosa di interessante a livello culturale. Solitamente noi insieme alla parrocchia realizziamo alcuni concerti, alcune attività anche sempre a livello culturale, e per questa occasione pensiamo a qualcosa del genere, e chissà magari anche inserire una piccola cosa nel presepio, anche perché quest'anno sono gli 800 anni
della realizzazione del primo presepio di San Francesco e collegando tutte queste cose insieme speriamo che venga un bel lavoro, una bella opera. Ci parla del circolo ACLI di Chiavari, quanti siete all'incirca, quali sono le cose che organizzate, le cose che fate? Diciamo che prima del Covid eravamo circa 360 soci che dopo il Covid sono calati drasticamente, ora forse saremo un 120 tesserati, quindi stiamo facendo sforzi enormi per andare avanti. Durante il Covid abbiamo ristrutturato un po' i locali, abbiamo cominciato una collaborazione con l'associazione Nassa, che sono ragazzi giovani del posto che sono nati anche loro durante il Covid per aiutare in qualsiasi modo. Abbiamo cominciato a fare con le signore che erano iscritte ai corsi, che facevano i corsi di cucito, a costruire le mascherine che poi le davamo in donazione al comune di Chiavari, ha funzionato molto bene. Però le grosse difficoltà che stiamo riscontrando adesso purtroppo, a parte la mancanza dei soci, anche la collaborazione nuova che stiamo cercando in gente, magari ragazzi più giovani, purtroppo la maggior parte del direttivo sono persone anziane, il più giovane sono io, quindi stiamo cercando di inserire dei ragazzi giovani, possibilmente appunto dell'associazione Nassa, però è difficoltoso perché anche loro hanno i loro impegni, sono già ragazzi che studiano ancora, chi l'ha iniziato adesso a lavorare. Idee ce ne abbiamo tante, però è difficile andare avanti, facciamo una fatica pazzesca perché manca appunto la collaborazione, anzi se ci fosse l'occasione, se qualcuno fosse interessato proprio sulla zona di Chiavari, qualcuno che avesse voglia di fare il volontariato, noi siamo lì dalle 7:30 alle 20 di sera. Abbiamo veramente bisogno di inserire qualcuno nella segreteria, qualcuno che possa dedicarsi ai corsi, iniziare corsi nuovi, lanciare nuove idee, perché siamo in pochi e quei pochi non riusciamo a fare tutto quello che vorremmo fare. E dal punto di vista dei servizi, c'è il patronato a Chiavari, giusto? Sì, c'è anche il patronato, certo. Sì, noi non ci occupiamo di quello, però c'è il patronato, a fianco a noi c'è anche il CAF, quindi i servizi da noi possono venire tranquillamente a chiedere, ci siamo. Ok, e avendo a disposizione diciamo, le persone che servono, quale sarebbe un servizio, una cosa che vi piacerebbe molto molto fare? Ma io particolarmente avevo in mente di organizzare gite che prima prima del Covid qualcuno le organizzava, avevamo iniziato a provare a rifarle anche adesso, però non c'è partecipazione, c'è gente, un po' forse anche la difficoltà economica che si è creata dopo il Covid, e quindi ci sono varie idee tipo tornei di carte, briscola, burraco, abbiamo il corso di burraco, quindi si potrebbe fare tornei di briscola, abbiamo già iniziato a farli. E appunto un altro problema, prima avevamo tantissime persone che al pomeriggio venivano a giocare a carte, gli anziani, qualcuno è mancato purtroppo, un po' per anzianità, un po' per il Covid, anche quello è venuto a mancare, quindi bisogna ricreare un gruppo nuovo. Comunque ci sono tante idee, volevo fare per i ragazzi dell'Anfas, volevo organizzare una mostra fotografica basata sull'inquinamento, idee non mancano, vogliamo farlo però appunto mancano le persone che ci diano una mano perché io lavoro. Arrivo la sera, passo la serata dalle 6 alle 8 sono al circolo, poi al sabato tante volte ci sono, faccio i lavori anche manuali al circolo, quindi più di tanto non riesco a fare, c'è veramente bisogno che venga qualcuno che ci dia una mano per poter proseguire, perché l'ACLI è tanti anni che esiste, è una realtà di Chiavari che ormai da tanti anni abbiamo il nostro presidente Andrea Motto che adesso questo non so, forse sarà l'ultimo, no, fino al 24 ci sarà lui in presidente, poi si ritirerà anche lui e appunto bisogna cercare nuova gente che vada avanti. E mi dicevi che prima del Covid eravate sui 360, adesso quanti siete all'incirca per avere un'idea di... 120, 130 al massimo. Poi perché ogni persona nuova che entra al circolo proponiamo se vuol fare, se è disposta a iscriversi e farsi socio, però la tessera sono 25 euro, non sono tanti perché poi la consumazione se uno frequenta fa presto a pagarsela la tessera. Però è difficile perché ce ne rendiamo conto, perché sono persone comunque anziane, la maggior parte che frequenta sono anziani, i giovani non vengono al circolo, cioè vengono se hanno degli interessi e bisogna cercare di trovare questi interessi nei giovani. Quanti siete al vostro circolo e quali sono alcune delle iniziative che fate? Siamo circa un'ottantina e in crescita per fortuna.
Facciamo diverse iniziative, dagli incontri culturali che facciamo una volta al mese, dove ogni volta c'è un tema sociale scelto dal gruppo che approfondiamo, diciamo, in una forma freudiana, diciamo, di tavola rotonda. Abbiamo il gruppo, diciamo, dei più anziani che gioca a carte tutti i pomeriggi. Abbiamo un gruppo diciamo, di persone con fragilità che vengono un paio di volte alla mattina a fare dei lavoretti o anche semplicemente a giocare a bocce, perché abbiamo anche 2 campi da bocce. Abbiamo 4 bellissimi calcetti, calciobalilla, diciamo, quasi professionali, con un nutrito gruppo di giovani che vengono a giocare la sera, e soprattutto siamo un punto di riferimento anche per altre associazioni che, quando hanno bisogno di spazio, vengono a usufruire dei nostri spazi, che sono sempre aperti e accoglienti, principalmente ai soci, ma anche ad altri gruppi che hanno necessità di spazio quando non ce li hanno. Ecco, è importante in questo periodo storico soprattutto riuscire a collaborare tra associazioni sul territorio? Penso che sia fondamentale, perché ci sono delle battaglie, ma anche semplicemente delle esigenze da risolvere, che in maniera individuale non è possibile risolvere, non è possibile affrontare. Quindi la dinamica dell'aiutarsi, del collaborare, ognuno per quello che può portare, è fondamentale. Che dire, non ho parlato dei momenti, diciamo così, un po' più ludici, che possono essere le cene che noi facciamo in maniera molto, molto libera, cioè cucinando noi, facendo tutto noi, mettendo non come un ristorante, ma veramente come un momento di scambio. Rispetto alla domanda delle associazioni, le associazioni sì, hanno degli scopi specifici, ogni associazione può avere i suoi, ma quando riesci a trovare anche dei momenti di socializzazione tra diverse associazioni, puoi creare quelle relazioni che appunto servono alle sfide più grandi. Sabato mattina a Santa Margherita al congresso regionale, tanta partecipazione dei vari circoli della Liguria, com'è andata? Cosa vi aspettavate anche? Ma devo dire che sono soddisfatto, forse è una parola un po' forte, ma sono veramente soddisfatto, anche perché i circoli, le persone che sono intervenute arrivano da Imperia e fino alla Spezia, quindi hanno fatto anche molta strada per venire a questo convegno, che noi definiamo, diciamo, fondamentale ed essenziale, anche perché il titolo stesso lo dimostra, no? ACLI sfide territorio. Qual è l'elemento di fondo che cerchiamo di capire? Come possiamo fare per essere ancora più presenti e solidali sul territorio. Questo è l'elemento di fondo. Noi infatti stiamo facendo proprio, presenteremo in futuro i risultati di una ricerca che abbiamo somministrato ai circoli, proprio per capire non solo l'aspetto anagrafico, no? Cioè quello quanti siamo, che tanto è facile da desumere, ma soprattutto per capire come abbiamo coltivato sul territorio, cioè quali relazioni siamo riusciti a costruire e quali dobbiamo ancora costruire, e non solo, e sapere quali sono le capacità che abbiamo avuto, non solo di essere presenti sul territorio, ma di essere anche determinanti sul territorio. Attraverso che cosa? Un impegno politico. Infatti le ACLI fin dall'inizio hanno avuto uno degli elementi di fondo delle ACLI era proprio questo, essere un po' come costruire l'apprendistato alla politica, quindi non intervenire direttamente, ma creare le persone che poi responsabilmente e volontariamente si occupino dei problemi degli altri attraverso l'impegno politico. Parlando con le persone dei vari circoli, quello che emerge soprattutto è una grossa difficoltà a ripartire dopo il Covid. Ecco, come state provando a ripartire? Tanto questo è il primo congresso regionale rifatto in presenza dopo il Covid, quindi già questa è una piccola ripartenza, si può dire. Sì, diciamo di sì, è una piccola ripartenza che però, come dicevo prima, dà una certa soddisfazione, perché c'è ancora l'entusiasmo, anche perché uno degli elementi di fondo che dobbiamo dare vita alla nostra associazione è soprattutto questa, vivificare attraverso l'entusiasmo. Noi siamo portatori non solo non dobbiamo essere solo portatori di parole, ma di concretezza. Cito quello che citavo prima. Io credo che, come diceva Paolo VI, la politica sia la più alta forma di carità. Attraverso che cosa? Attraverso la solidarietà, l'impegno, sempre rivolto al bene comune. Esiste un problema anagrafico nelle ACLI, soprattutto qui in Liguria, che comunque sappiamo che è comunque una delle regioni
Allora sì, effettivamente non ci nascondiamo, io parlo del mio territorio, della mia provincia, diciamo che i nostri responsabili hanno tutti una certa età, non sono molti i giovani che stanno partecipando, ma quella forma di individualismo esasperato che praticamente, forse è peggio del Covid a mio parere, allontana un po' i giovani da quello che è l'impegno, anche perché l'impegno è fatica, responsabilità. Sabato e domeniche significano qua per esempio essere qui a fare del convegno, però io credo questo, abbiamo recuperato alcuni giovani, ci sono alcuni giovani che si stanno impegnando e sono un po' il nostro futuro, quindi c'è tanta speranza, questo sì. Poi purtroppo noi viviamo in una provincia, quella del Tigullio, di cui l'età media è abbastanza alta, no? Ma se non ricordo male l'ASL 4 è la più vecchia d'Italia. Che è un dato positivo ma anche negativo per quanto riguarda l'impegno giovanile. E quanti circoli ci sono all'incirca in provincia, quanti tesserati, per avere un ordine di grandezza? Allora, ci sono 39 circoli per essere precisi e diciamo purtroppo il Covid ha colpito molto in tutti i sensi, comunque siamo ancora a 2000 iscritti e passa. Fra 2000 come associazione, poi c'è ancora l'US ACLI, insomma siamo 2300-2400 circa. Ecco.